dell'IRNO. Ma innanzitutto ti presento il mio primo ospite di oggi, il professor Pasquale Chiacchio, che è sì laureato all'Università di Napoli, ma da diversi anni insegna presso la facoltà di ingegneria e afferisce nella fattispecie al Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica, e i suoi interessi di ricerca principali includono la robotica e l'automazione industriale, e poi brevemente ne parleremo. Ma perché? Perché il professor Chiacchio è stato insignito della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle scienze. Quindi è un evento importante e rilevante, ed è giusto che la comunità universitaria, lo sottolinei. Professore, è chiaro che i suoi interessi di ricerca principali sono di particolare fascino, oltre che di particolare attualità, quali la robotica e l'automazione industriale, che non sono necessariamente la stessa cosa. No, anzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Robotica e automazione, la robotica è un campo dell'automazione, mentre l'automazione si parla più di automazione industriale, le nuove tendenze sulla robotica invece è quella di far uscire i robot dalle aziende, dagli stabilimenti, ma di portarli nel vivere quotidiano. Si tenga presente che molti progetti europei, negli ultimi tempi, si stanno occupando della cosiddetta robotica di servizio all'essere umano, per l'assistenza a malati, ad anziani. Ecco, per esempio lei è coordinatore scientifico del progetto di ricerca nazionale cosiddetto ROCOCO, cioè robotica cooperativa e collaborativa. Che cosa vuol dire nel caso specifico? È proprio questo, i due aggettivi. Cooperativa significa avere più robot che cooperano tra di loro per eseguire un compito complesso. Collaborativa invece è quando immaginiamo che oltre ai robot ci possono essere anche degli esseri umani che devono interagire tra di loro. Questo chiaramente pone tutta una serie di problematiche, non solo tecniche, ma anche di sicurezza, no? dell'interazione fra l'uomo e l'essere umano. Addirittura ci sono dei colleghi psicologi che stanno studiando come viene percepito dall'essere umano l'eventuale interazione con un essere artificiale. Perfetto, quindi non stiamo tanto nella fantascienza, ma è ricerca concreta nel vivo dell'attualità, e nel vivo dell'attualità per esempio non solo economica, per esempio manifatturiera, ma anche proprio nel terreno della relazione uomo-macchina, che diventa sempre più sofisticata. Esatto, non è più fantascienza, adesso è scienza, e speriamo che si trasformi in tecnica, cioè nella capacità poi di applicare questi risultati anche in situazioni reali. Lei si occupa anche di una ricerca sui cosiddetti robot volanti. Sì, robot volanti, in realtà qual è il concetto? È di mettere un braccio manipolatore su piccoli elicotteri che possono accedere in ambienti che non sono accessibili all'essere umano. Si pensi all'interno di ciminiere, o addirittura in casi di disastri naturali, terremoti, possono arrivare sul posto dall'alto e eseguire delle operazioni, essendo dotati appunto di piccoli braccetti. Qual è la sua ricerca in questo momento? E in questo momento quella più importante è quella appunto di cui sono coordinatore scientifico nazionale, è proprio sulla robotica collaborativa e cooperativa, quindi questa interazione di più robot, anche di tipo diverso tra di loro, no? Robot fissi, robot mobili, robot che portano telecamere, robot che portano strumenti di lavoro per eseguire un compito complesso, così come alcuni compiti devono essere eseguiti da più esseri umani che devono coordinarsi per eseguire appunto per eseguire quel dato compito. Certo. Allora, è il nostro microfono qui a Unisound, la web radio dell'Università di Salerno, nel corso della nostra incursione del lunedì nel palinsesto di Telecolore, il professor Pasquale Chiacchio, che è stato insignito docente di ingegneria, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica, che è stato insignito della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito
merito della Repubblica per le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle scienze. Allora, se per te, Giuseppe, non è di ostacolo, noi cambieremmo, ci inoltreremmo nel cambio di ospite per un altro argomento.